Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, ultimo appuntamento del 2025, oggi martedì 30 dicembre, chiaramente Francesco si collegherà perché aveva comunque degli impegni, si collegherà spot, avremo una prima parte dove avremo l'inviato di Milan News, Manuel Del Vecchio, e faremo un po' il focus sul Milan, quindi se avete anche delle domande particolari riguardo un po' all'andamento dei rossoneri fate pure. Nella seconda parte avremo come sempre Diablo, il suo editoriale, andremo un po' a sviscerare quelle che sono le prime 17 giornate di questo Cagliari. Saluto Gabri, ben trovato. Salutiamo Magico Cagliari Tore, ben trovato. Tracada, Mario che dice: la notizia in tutta Italia si sono accorti del Cagliari e dei suoi giovani. E direi anche finalmente, anche perché ho visto che insomma, il video del gol di Kilixoi è diventato virale. Abbiamo visto in tutte le lingue, in tutti i canali, quindi speriamo che questo serva ancora di più a dare energia a questo Cagliari e che non abbia l'effetto contrario, ovvero quello di cullarsi sugli allori, perché come si suol dire non c'è trippa per gatti, ovvero il Cagliari deve continuare a migliorare, deve continuare a crescere, deve continuare a mettere quella voglia che ha dimostrato a Torino e che troppe volte, magari anche in scontri diretti, è venuto un po' a mancare. Poi. Ecco Adriano, ben trovato. Ecco Matte, buongiorno a tutti, siete ritardato con il calcolo della giornata, però è vero. Aspetta, facciamo subito. Perché purtroppo il calcolo da qui lo posso fare solo dal PC e non dal telefono. Facciamo subito, allora, accediamo. Allora, calcolo la giornata, facciamo subito in diretta. Grande Matte. Eccolo qua. Allora, qui calcoliamo 1. Ah, allora mi dice, questa è l'altra novità X di Fantacalcio. Esiste una giornata precedente non calcolata, le giornate per le competizioni a scontri diretti e gruppi vanno calcolate in sequenza. Quindi per ora non calcoliamo la Coppa Tramazza, poi vediamo un attimino come fare. Queste sono le solite... Vabbè. Incredibile. Non si capisce, ti danno la possibilità di non mettere i 6 politici, però poi ti dicono no, ma devi calcolare prima. Vediamo un po' se questa funziona meglio. Vediamo se almeno Fanta 131 te lo fa calcolare. Ok, Fanta 131 l'ha fatto calcolare. È la Coppa Tramazza che non fa calcolare. Quindi vediamo un po', dashboard. Vediamo se mi dà almeno qua. Ok. Procedere che l'Aston Villa Speciosa potrebbe essere il primo di quest'ultima giornata dell'anno. Attenzione. E ti dico di no, lo sai, Matte? Perché Anima Sarda 97,50. Ah no, aspetta, di giornata però.
No, no, vabbè, quella generale sicuramente no, in quella di giornata per un punto, Matte, perché Anima Sarda 97,50 e tu 96,50, quindi al secondo posto. Eccoci, ciao Vizio, ben trovato. Allora, speriamo un po' di continuità di prestazioni. Cali spesso si siede dopo queste partite vinte e ben giocate. Col Milan serve il Cagliari al 110%. Assolutamente d'accordo con te. E dice, servono punti contro il Milan. Certo, i punti allora, di base servono sempre. Quindi su questo non c'è alcun dubbio. Adesso poi andremo a ragionare sul discorso del Fanta perché non mi aspettavo questa perla da parte di fantacalcio.it. Però a quel punto io direi si aspetta per la Coppa Tramazza, tanto ci sono ancora diverse giornate. A metà gennaio si recupereranno i 4 recuperi e quindi lì poi sarà tutto uguale. Il problema è che bisogna capire se a quel punto... no, 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 perché avevamo detto che non avremmo messo i 6 politici, anche perché a questo punto mi viene anche il dubbio se mettere i 6 politici in un torneo, quindi ovviamente la Coppa Tramazza, e non mettere i 6 politici nel campionato. Vabbè, purtroppo non sapevo di questa nuova perla da parte di Fantacalcio, però non c'è problema. Ritorniamo sul discorso Cagliari. La domanda che ho fatto anche ieri in Cagliari Social Arena, e vi ringraziamo del tanto seguito anche nella diretta di ieri, chi vedreste titolare con la sfida di venerdì all'Unipol Domus contro il Milan là davanti, se Kilixoi o se Borrelli, se Esposito lo vedete comunque dal primo minuto, e poi in difesa sappiamo che Mina e Rodriguez si sono riallenati in gruppo, se a quel punto mettereste Mina e Rodriguez con Luperto in panchina, oppure se deste una possibilità comunque a Luperto di riconfermarsi titolare. Queste sono un po' le domande, ma abbiamo il nostro primo ospite, quindi ci portiamo direttamente alla sfida di venerdì alle 20:45 all'Unipol Domus contro il Milan e facciamo entrare il nostro amico Manuel Del Vecchio. Ciao Manu, ben trovato. Ciao Luca, ciao a tutti, buone feste a tutti quanti. Anche a te, come stai? Sei in forma? Ti vedo Sì, sì, rilassato. insomma sono a casa giù dai miei, però si lavora sempre anche a Ah, distanza. tanto non ci si può fermare, Manu, questo è un dato di fatto. Ti chiedo Mhm. subito sulla situazione indisponibili, perché da quel che ho Vai. letto nel vostro sito Milan News, Leao e Gabbia non dovrebbero recuperare per la sfida di Cagliari, oppure ci sono ancora delle possibilità? Guarda, c'è l'allenamento di oggi, c'è l'allenamento di domani e poi c'è quello del primo, quindi vediamo. Ieri Leao è tornato in gruppo. Poi, insomma, allora, andiamo con ordine. Ti dico che Gabbia è quello più improbabile Mm. che ci sia, però vediamo cosa succede. L'ha detto anche Allegri prima del Verona, che sperano di averlo proprio per il Cagliari, altrimenti si va a finire sicuramente per il Genoa. Detto questo, sulle AO è davvero un discorso da fare giorno per giorno, anche il giorno della partita, perché sembrava dovesse esserci contro il Lo so, Verona. lo so. E purtroppo, vabbè, lui, come lo vogliamo chiamare? L'infiammazione all'adduttore che cos'è? La pubalgia. E Eh sì, quindi... è un altro modo di dirlo, esatto. Ci sta, anche perché poi si è svegliato un Kunku, io faccio Sì, spoiler al fantacalcio, io non ho seguito la conferenza perché stavo andando a Torino, mi sono ah, perso questo passaggio e in prima panchina in 2 leghe c'è un Kunku perché non era dato titolare e fa la doppietta. La domanda è, e allora ti chiedo proprio su Kunku, questo discorso che vedo che ci sono anche il Rumors, il Besiktas che magari ha chiesto il il giocatore, Fenerbahce. no, sì, il Fenerbahce, no, il Besiktas dall'altra parte, ovviamente. C'è la possibilità quindi che Nkunku possa... ovvio che se Leao non dovesse giocare, Nkunku dovrebbe essere lui il titolare a fianco di Pulisic, giusto? Sì, 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 Dovrebbe? guarda, diamolo comunque sempre come possibile partente, anche Mm, in ottica fantacalcio, se l'avete preso, occhio che... ecco. Vediamo che succede, perché anche nel Milan questa cosa mi preoccupa un po', perché secondo me arrivato a questo punto devi essere già certo sul fatto che o ci credi e lo tieni, Sì. oppure insomma speri che arrivi l'offerta giusta per mandarlo via. Nkunku sta seguendo un po' quello che è successo con i vari Higuain, Torres, Morata, dopo 6 mesi può andare subito via, però dovrebbe essere, se non ce la fa Leao è lui il titolare a Cagliari, perché Fulkrug è arrivato poco prima di Natale, ha detto Allegri, lui non gioca da parecchio Fulkrug, quindi deve mettere minuti nelle gambe
sta bene, sarà convocato. Abbiamo avuto anche la deroga dalla Lega Sì, per schierarlo, perché il 2 poi è il giorno dell'apertura e la finestra del mercato. infatti. E quindi, però ti dico che secondo me parte dalla panchina, lo usa come torre nei minuti finali, se mai dovesse essercene bisogno. Quindi ti direi che se Leao non ce la fa è in Nkunku sicuramente, anche perché sono finiti i calciatori. E non ce ne sono altri Non ce ne sono fondamentalmente. più. Santi Jimenez sarà fuori secondo me almeno fino a febbraio, se non oltre, per Insomma, questo anche problema. lui non è che ha avuto una rendita, arrivato a gennaio scorso, c'erano Eh, tante aspettative su di lui, eh sì, il però Milan ha poi pagato 30 milioni. aveva anche comunque un curriculum che faceva presagire comunque un giocatore che poteva sicuramente far meglio, ecco, da questo Sì, punto di sì. vista. Poi l'infortunio ovviamente l'ha bloccato, però ti chiedo a questo punto cosa ti aspetti dalla partita di Cagliari-Milan, nel senso che il Cagliari comunque è una squadra da alti e bassi, gioca quasi meglio con le big rispetto alle dirette concorrenti, pareggia in casa col Pisa e poi va a vincere a Torino anche in quella maniera, perché comunque una parità assolutamente meritata. Guarda, non me l'aspettavo che Pisacane, insomma, avesse questo tipo di gioco. Cioè, il Cagliari la reputo una squadra abbastanza offensiva rispetto al passato, sbaglio? Sì, sì, beh, ha un gioco completamente diverso rispetto magari anche al Cagliari di Nicola e anche al Cagliari di Ranieri, insomma. E quindi che mi aspetto? Poi la trasferta all'Unipol Domus il Milan la soffre sempre, una di quelle trasferte che durante la... Poi, per dirti, noi soffriamo un sacco anche quella contro l'Udinese, però quest'anno siamo andati lì partita seria, 3-0. Vediamo all'Unipol Domus, ma cioè, negli ultimi anni abbiamo sempre fatto fatica, vedi, l'anno scorso con Beh, Fonseca Zappa. dopo il Real Madrid che era preoccupato all'inverosimile per la partita e contro il Cagliari aveva ragione. Quindi vediamo, perché tra l'altro un anno fa, tra 29 sera e 30, è stato esonerato Fonseca, quindi vediamo dopo un anno cosa E fa cosa questo se... Milan. Tra l'altro Se Allegri che è un ex, insomma, un Allegri ha ex, sì, iniziato sì, diciamo la sì. sua carriera in una certa maniera a Cagliari, iniziò con le 5 sconfitte, Cellino non lo mandò via e ci fu poi il pareggio alla sesta giornata, lo 0-0 di Cagliari-Milan. E da lì Esatto. ci fu l'Allegri, insomma, che ha fatto tante belle cose a Cagliari, ha un po' cambiato il suo modo di giocare. E siccome io mi ricordo che insomma con Allegri non è che eri tanto contento, ecco, come ti è No, sembrato quest'anno? Luca, che ti Sempre devo dire? lui? Sempre lui? Luca, che ti devo dire? L'anno scorso eravamo qui a parlare del Milan che andava a vincere il Real Madrid, poi sempre con tutto il rispetto andava a fare 3-3 contro il Cagliari e quest'anno il Milan con tutti i difetti anche strutturali che ha, ma è squadra, tant'è che se praticamente senza aver mai voluto schierare per una partita intera in campionato la coppia d'attacco titolare, ovvero Leao Pulisic, siamo secondi a un punto dalla prima, 35 punti, media punti oltre i due, insomma. E poi il Milan è una squadra fatta e finita? Assolutamente no. Però, insomma, ha cambiato davvero tutto dall'oggi al domani, no? Basta che pensi anche alla situazione ambientale tra curva e tifo, cioè contestazione, che era ovviamente, era e continua ad essere verso la società, ma anche i giocatori si sono presi i loro bei cori di sveglia. Quindi c'è stato, insomma, poi ovviamente non è che l'allenatore fa tutto, però fa tanto. Quindi ti dico che quest'anno il Milan, anche con qualche magari scivolone così, ha fatto, come si dice, ha cambiato quasi totalmente faccia. Quindi ora non so se domani, anzi no, la conferenza dell'Allegri è il primo, non so se dirà la stessa cosa che ha detto Ah, ma fa la prima. conferenza il 1° gennaio? Sì, sì, sì. Incredibile. Sì, stiamo aspettando oggi di sapere a che ora la fa, dovrebbe essere il primo pomeriggio come sempre. Così sappiamo sicuramente se Leao parte con la squadra o meno. Poi, come si chiama? Cosa stavo dicendo della conferenza e quindi vediamo cosa dice. Tra l'altro Pisacane non dovrebbe parlare perché è No? successo anche per Natale, non ha fatto il video perché non stava benissimo. Penso che magari ci sarà un video con la società, non abbiamo avuto alcuna Ah, ok. comunicazione.
penso che sia quasi impossibile che qui si faccia la conferenza il 1° di gennaio, e ti dico anche lo spero, sinceramente, però quello è il discorso. Però c'è una bella situazione in Cagliari-Milan, perché c'è lo scontro, tra virgolette, tra il Sì. 2005, Palestra e Bartesaghi, che tra Bartesaghi, l'altro sì. stanno uno contro l'altro, perché uno è a destra e Esatto. l'altro è a sinistra. E sono due bei giocatori, cioè una bella favola, perché quest'anno il Cagliari ne ha diversi 2005, anche l'Ixoi, comunque a Rodriguez, allo stesso Idrissi. Però quest'anno ci sono tanti 2005 che si stanno facendo vedere in Serie A, e questo, Manu, è sicuramente una bella notizia. E finalmente, insomma, ma che poi secondo me bisogna sempre parlarne nel modo giusto, però finché questi giovani sono titolari, no, hanno un bel minutaggio, bene così. Poi giovani, il 2005 comunque Sì, 20 è anni. vero, hai Eh, ragione, hai ragione, hai non dico che ragione. sei già fatto e finito, però insomma, quando poi vedo anche le altre squadre europee giovani, vedo 16 anni, 17, 18, 19, però dai, va bene, comunque accontentiamoci, vuol dire che l'età media magari piano piano si abbassa. E che dobbiamo dire? L'ha detto anche Gattuso prima quando aveva parlato, mi sa, prima della semifinale di Supercoppa, ha detto Palestra e Partesani, insomma, li segue, perché no? Perché non possono essere il futuro. Tanta roba, insomma, io sono contento perché poi giovani italiani, figurati se voglio fare retorica, però insomma, giocano con un altro piglio e senso di appartenenza. Poi vabbè, da voi Palestra e dell'Atalanta, Sì, però insomma, sì. Tra però, insomma, l'altro ci sono tanti rumors sul fatto che sì, possa andare via a gennaio. ma non penso. L'Atalanta è una società seria, quindi Vabbè, penso che, l'Atalanta, se tu non fai l'offerta giusta, il giocatore non te lo dà, esatto. assolutamente. Anzi, Quindi, penso che a Cagliari abbia trovato l'ambiente giusto dove ma crescere, sì, ma certo, senza pressioni. Pisacane, da quello che ho capito, stravede per lui, quindi certo. chi glielo fa fare di andare via? Si fa questo bell'anno a Cagliari e poi secondo me può decidere con tranquillità, che poi, insomma, fare un anno da titolare in una squadra che ha sempre, allora, vi ho detto senza pressione, però ha la pressione addosso di doversi salvare, quindi c'è poco da dire. Quelle partite poi, quando arriviamo a marzo-aprile, anche voi non è che potete sbagliarle, eh. Ci sono... Certo, certo. Infatti si spera di arrivare in quel periodo con, insomma, un po' di tranquillità, perché comunque quest'anno è una Serie A particolare, nel senso che Molto. l'abbiamo visto. Vedere la Fiorentina ultima in classifica, sai, non c'è quella squadra Cenerentola, perché io comunque continuo a non reputare la Fiorentina già retrocessa, assolutamente. C'è sicuramente una Però... problematica, e beh, la problematica c'è, perché comunque, insomma, ha una vittoria in 17 gare, poi per come prendi i gol, però hai giocatori, sai, se c'è quello switch, la Fiorentina comunque è superiore a tutte le squadre che lottano per non retrocedere. Sì, ma Però anche c'è l'anno scorso, l'anno X, attenzione. l'anno scorso il Milan è arrivato ottavo, che ora non dico che doveva lottare per lo scudetto, però tra ottavo e magari quarto, quinto c'è bella C'è differenza. Quando, differenza, certo. quando ci sono queste stagioni balorde così è difficile, però io il Cagliari quest'anno l'ho visto bella centrata come squadra, insomma Pisacane no, sai che non me l'aspettavo proprio, però Pisacane mi è sembrato uno che subito ha preso lo spogliatoio. Allora, calcola che qui ci sono sempre i discorsi a seconda dell'andamento, a seconda del risultato, come normale in ogni città. Mm, diciamo che è stato visto bene, è stato visto male, c'è chi lo contesta, non a livello tifoseria Sì, ovviamente, ma in generale in chat, comunque nei social, non vengono apprezzate determinate decisioni. Io penso che non sia assolutamente facile, così come per un giocatore debuttare in Serie A, ma anche per uno straniero che viene in un campionato completamente diverso, dove la tattica regna e negli altri eh, campionati la tattica non esiste, anche per un allenatore che ha allenato in primavera, che sappiamo benissimo, un conto è la primavera, un conto è la Serie A, è sempre il solito discorso, quindi ci vuole del tempo per capire, ha uno staff importante, perché comunque Morelli, sì. insomma, è un allenatore che ha avuto tanta esperienza, è stato tanti anni vice di Pioli, e comunque lui ha tanta voglia, e questo è importante, la fame. Se tu hai fame, cerchi sempre di dare quel qualcosa in più. Poi sbagli, certo che tutti sbagliamo, chi è che non Eh, sbaglia? Chi è che ma non sì. sbaglia? Poi è ovvio che ci si aspetta qualcosa di più in determinate partite, però vedi le gare contro il Toro che non te l'aspetti, perché tu vedi la formazione, io ero lì, quando ho visto la formazione che c'erano tante assenze, la mia era una paura, ho detto speriamo di non prendere l'imbarcata. E E invece invece?
te la sei giocata, l'hai ribaltata e non Ma, era ma la cosa, scontato. ma la cosa importante, no? Perché poi magari finisce 1-1, magari non riesci a fare la rimonta completa, però vuol dire che tu sei dentro la partita, anche dopo la difficoltà, essere dentro la partita a lungo. Secondo me questa è la cosa importante. Poi comunque in Serie A il livello è mediamente alto, quindi qualche giocata, qualche roba che poi ti porta all'azione dal gol la trovi. Questa è una cosa che dice sempre Allegri, anche quando si è sotto non bisogna avere la frenesia di fare perché poi rischi, il Milan quest'anno tante volte, no, vedi contro il Pisa, Contro per la dirti. Cremonese la prima giornata. No, a parte quello, intendo che contro il Pisa potevamo sia vincerla dopo il 2-2, ma anche perderla. Cioè, si è voluto Pavlovic che ha dovuto stoppare Nzola che era partito come. Quindi, quando sei dentro la partita mentalmente è un bel segnale, vuol dire che la squadra ti segue l'allenatore. Io, sinceramente, tra le trasferte che affrontiamo in questo periodo, quella con Cagliari mi fa abbastanza paura, anche se mi ricorda sempre quella di gennaio, quando aveva fatto assist Strasser cioè no, gol Strasser, Gol assist di Sasser aveva Cassano, fatto. sì, Ma era pure mezzo fuori gioco, no? sì, sì. Nel Era, 2011. era un altro calcio, Manu. Era un altro Sì, calcio. sì. Ora l'avrebbero sicuramente beccato. Ecco, sul discorso ne ringraziare, grazie Magico Cagliari per la donazione. Poi andiamo a vedere un po' quali sono le formazioni. È vero che Davide dice, nonostante una vittoria su 17, la Fiorentina ha meno 5 dal Genoa quartultimo. Quindi comunque è una classifica abbastanza corta, ma Sì. anche là ci sono due tronconi ormai. Chi lotta per lo scudetto, l'agonia, come dico io, il purgatorio o l'ibrido, e poi c'è tutto il discorso della zona retrocessione. È ovvio che i punti, anche il discorso ottica mercato, perché mi viene a pensare al Milan, Kunku lo darà, non lo darà. È ovvio che se dovesse segnare ancora, speriamo di no, ovviamente, per noi. A Guarda, Cagliari è se ovvio arriva che l'offerta. magari c'è quel dubbio, però Se arriva l'offerta giusta, guarda che lo insomma, dà via. qua non si guarda in faccia a nessuno. Di fronte all'offerta economica giusta, parte Sì, sì, chiunque. come vedono che non si fa più minusvalenza, non penso che Ecco, arrivi, cioè, vedi Giancarlo che ce lo ricorda, 2011, eh, 6 gennaio, 86esimo Strasser, un ecco, saluto. Grande Gianca. eh. Cioè, Quindi se arriva, però un comunque diamolo giocante mo, per il 2, difficile che poi perché bisogna capire anche se il calciatore vuole andare in Turchia o meno. Però se arriva qualche squadra che offre il Trentino che è necessario a non fare minusvalenza, il Milan insomma dà il via libera, poi decide come sempre anche il giocatore. Però vediamo adesso anche questo Fulkrug. Allegri ha detto che l'ha visto propositivo, è arrivato col sorriso, contento di essere al Milan. Ti credo, direi io. ci Dopo, credo. dopo che hai fatto il West Ham, che è deprimente nell'ultimo periodo. Quindi vediamo. Poi, ovviamente, il preferito di Allegri non era Fulkrug, però vedrai che il Milan quest'anno a gennaio fa un mercato a costo zero, quello che esce rientra. Svincolato Righi è arrivato gratuitamente Fulkrug che è prestito gratuito con diritto. Quindi vediamo che succede. Poi parlavano di un difensore, ma anche quel difensore vorrebbero in prestito, perché noi se non c'è Gabbia come unico cambio in difesa abbiamo Odogu. Dell'Inter. Ah, ok, sì, Sì, esatto. dell'Inter lo diamo titolare, insomma, se poi durante la partita c'è bisogno di un cambio, di un cambio c'è solo Dogu. È Al abbastanza massimo, corti. al massimo Bartesaghi si può fare il braccetto sinistro come faceva un po' l'anno scorso col Milan Futuro. Quindi siamo molto. A centrocampo abbiamo praticamente due Due per squadre. uno. Esatto, Sì, sì. esatto. E secondo me pure di livello abbastanza alto anche nelle riserve. Se le riserve sono idealmente Loftus, Yashari e Ricci, insomma, qua non ci si Che lamenta. potrebbero giocare tranquillamente titolari, eh. Sì, insomma, Yashari mi è sembrato che si è ripreso abbastanza dopo l'infortunio, lo vedo, io un po' avevo il timore del Ketelare bis, ma non sulle qualità tecniche, sul fatto, no, della pressione, di sentirsi un po' spaesato nel nuovo campionato, invece lo vedo per questi pochi minuti che ha giocato, che chiede palla, si propone, contrasta, insomma, l'ho visto già giocatore abbastanza centrato, poi non ha praticamente mai giocato, quindi vedremo. Però come già che ha, per dirti, Modric e Rabiot davanti, è ovvio che non è su di lui che sono puntati i riflettori, quindi vediamo. Ci sta. In chiusura ti chiedo, Manu, una probabile 11
ad oggi che ha chiaramente 30 dicembre, mancano ancora diversi allenamenti e la conferenza di Allegri, però un ipotetico 11. Bisogna capire, perché Allegri ha detto che poi inizia una bella serie di partite, poi noi giochiamo il 2, poi si va a giocare giovedì contro il Genoa, poi si gioca di nuovo domenica contro la Fiorentina. Quindi vediamo in che partita decide di cambiare, perché magari in una partita riposa Modric, in un'altra partita fa riposare Pulisic se mai dovesse tornare Leao. Però ti ripeto, secondo me ad oggi è la stessa che abbiamo visto contro il Verona. Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Samakers. Vediamo Fofana o O Loftus-Cheek. Loftus-Cheek, perché Fofana mo è rientrato, so che piace tantissimo ad Allegri, quindi vediamo questo qua come chi fa giocare. Modric, Rabiot, ancora Bartesaghi, e poi in attacco se c'è Leao, altrimenti Pulisic, Nkunku. Quindi il dubbio è praticamente su Leao e a centrocampo Fofana Loftus-Cheek. Sì, Ha sì, giocato sì, sì. Loftus-Cheek contro il Verona, ma perché Fofana si rientrava anche da un infortunio. Sì, era rientrato, aveva giocato qualche minuto anche contro il Napoli, Fofana, vediamo, ma comunque ha fatto una ventina di minuti contro l'Hellas, secondo me può fare almeno un'oretta il 2, altrimenti se non è titolare poi lo farà, cioè uno dei due Staffetta. sarà, Ok, sì, 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 perfetto, perfetto. sicuramente. Manu, grazie E mille di che? per questo focus sul Milan, poi noi ci sentiamo ovviamente in privato, ti auguro un buon Altrettanto anche a tutta anno la sia chat. lavorativo, esatto, a tutti Eh, voi, saluto un po' tutta la redazione e poi ci certo. sentiamo ovviamente. Dimmi pure Manu, mi stai No, chiedendo qualcosa? sì, prima avevo visto un ragazzo che chiedeva delle polemiche per il settore Ah, ospiti. eccolo qua. Siete i gruppi organizzati, E siete una trasferta. questa è una cosa che, diciamo, il tifo organizzato del Milan porta avanti da parecchio tempo. Poi anche qui non è che ci mettiamo a fare i conti in tasca alle società, però c'è da dire che effettivamente in Europa c'è un tetto Esatto. alle trasferte. Però no, non dovrebbero disertare. Magari vediamo se fanno qualche comunicato, però insomma, avevano portato alla luce il fatto che pagavano il doppio rispetto alle ultime partite casalinghe del Cagliari per gli altri tifosi ospiti. Però vabbè, questo vale un po' Tutta in Italia, sì, tutti gli sì. stadi. Sì, sì, Esatto. sì, sì. Hanno fatto questa riunione in Lega, però non sono arrivati ad un dunque perché giustamente i vari club non vogliono perderci, tra virgolette, anche se secondo me ne gioverebbe il sistema a calcio perché poi i settori Beh, ospiti se si fosse riempiono. chiaramente, certo, certo, assolutamente, se ci fosse un tetto sarebbe cosa buona e giusta, ma questo è un problema atavico, c'è da E sempre. Con la UEFA, insomma, per la Champions League c'è questa cosa qui, quindi secondo me si può fare anche in Italia. Però Basta vabbè, dai. volerlo, tutto si può fare, Sì, basta sì, sì, sì. volerlo. È sempre quello il discorso, alla fine. Manu, grazie davvero. Un Vi abbraccio, buon ringra- anno e ci sentiamo presto. Altrettanto auguri a tutti e buona partita. Dai, ciao, alla prossima. Ciao Manu, ciao. Allora, facciamo lo switch. Eccolo qua. Eccolo E qua. facciamo entrare anche Francesco che è in collegamento. Come stai, Ale? Molto bene. Aspetta. Scusami. Bravo, bravo. Scusami. Licenziato di Leonardo. Eccoci qua. Possiamo Con effetto perdonare Luca, immediato. possiamo No, non lo perdonare perdoniamo. Luca perché ci sono anche quelle trasmissioni in cui si fa una micro anteprima, no? Prima della sigla, quindi Esatto. ci Andava sta, no? salutato subito. Della Ma dimmi tu, scrittura. oh, queste Come figure sta? barbine. Ma va, è bello, lo sapete, anche Pilia l'ha detto ieri, no? Questi potenti mezzi della produzione di 131, mi è piaciuto molto il collegamento con Enrico. Io, tra l'altro, ho una forma di stima per quest'uomo meravigliosa, spero che ci stia seguendo. Enrico, ciao, un bacio, anzi, mandami un messaggio, mandiamoci gli auguri. Quest'anno non ce Enrico li un fuori siamo classe, mandati, eh? ma Enrico un ma poi di fuori una classe è simpatia, vero. ragazzi. Ho avuto la fortuna di condividere con lui qualche cena o qualche pranzo. È veramente una persona estremamente divertente, come solo le persone molto intelligenti sanno essere. Detto questo,
il titolo di oggi Vada. mi sa che non si è ancora usato, è male per i giornalisti, cose turche. Non so se qualcuno lo ha già utilizzato, questo cose turche, che siamo andati a Torino a fare cose turche. Meraviglioso, ragazzi. Non poteva farci regalo migliore, tant'è che, guardate, risplende il sole e Alessandro Spedicati, noto diablo, torna outdoor, esattamente come da suo contesto ideale, ecco. Tra l'altro vi avviso, se dovesse interrompersi il collegamento è perché sto ricevendo la telefonata dell'autotrasportatore che mi sta portando un nuovissimo rasaerba che non vedo Bellissimo, l'ora di guarda. utilizzare. Questo è il mio vero regalo di Natale. Un rasaerba nuovo di zecca, ragazzi. Ci sta, Belli- ma a parte che vediamo una location clamorosa, E questa è bellissimo casa tempo. mia. No, Sì, no, sì. però per come è oggi, sole, Sì, perfetto. sì, Siamo al sì. 30 dicembre, di che si parla? Siamo al 30 dicembre, devo dire, meno male che la temperatura non è Beh. calda, caldissima, perché sarebbe preoccupante, però ovviamente stando anche poco a poco fermi a lucertolare al sole, Sì, sì, ci si, bellissimo. si trova un po' di tepore, ecco, no? Devo dire che il clima qui in campagna, vedi, al contrario di quello che succede in città, dove i palazzi continuano a fare ombra, corrente, trattengono l'umidità, in campagna appena spunta il sole, subito comunque l'aria si asciuga e diventa più vivibile anche nei mesi più freddi per certi versi. Questo è uno dei tanti vantaggi del vivere all'aria aperta, oltre appunto alla bellezza di poter soddisfare quei feticismi incredibili come appunto ricevere un rasaerba, che non è che te lo puoi Bellissimo. comprare in Piazza Così, Repubblica, un rasaerba vai a fare le aiuole e gli spartitraffico, no, non va bene. Quindi te li devi avere la campagna per avere il rasaerba. Detto questo, torniamo al calcio, quello che ci ha dato un sacco di soddisfazioni. Visto quello che era successo contro il Pisa, insomma, la vittoria di Torino. Lo avevamo Cambia detto un po'. lo avevamo detto un po' tutti, però servono questi passi falsi per capire in che direzione andare. La vittoria di Torino è, secondo me, la vittoria più interessante, anche più di quella della Roma, per diversi motivi. Non ultimo il fatto che emerge proprio nella differenza fra Cagliari e Torino, che sono due squadre che, diciamo, tendenzialmente quasi si equivalgono. Il Torino ha è venuto fuori, lo abbiamo visto, ha delle individualità molto interessanti, devo dire, ha dei giocatori più forti nella rosa media, no? Però il Cagliari è venuto fuori più squadra, quindi è venuto fuori chi? È venuto fuori un allenatore che sta facendo benissimo il suo lavoro e che non sta facendo per niente pesare questo percorso di adattamento suo e dei giocatori nuovi, anzi sta, e lo ripeto rispetto anche a quello che ho detto la settimana scorsa, voglio ripetermi, la grande capacità di Pisacane di aspettare il momento giusto per il giocatore giusto. E io credo, ci abbiamo anche Francia, e io credo che questo sia il grande pregio e anche credo che sia quello che era mancato al Cagliari degli anni scorsi, quando sono arrivati giocatori che promettevano, ma che non siamo stati in grado di valorizzare sufficientemente. Quest'anno c'è questa cosa, cioè voglio dire, è successo per Zé Pedro, è successo per Rodriguez, è successo per Chirixoi. Palestra forse non ne aveva bisogno, ma forse ne aveva bisogno anche lui. Ricordiamoci anche che Belotti arrivava da una pessima stagione ed è stato recuperato nel giro di 2 partite. Attenzione, perché abbiamo visto il miglior Felici quest'anno, abbiamo visto il miglior Prati, abbiamo visto recuperare Foloruncio, adesso abbiamo visto recuperare anche Adopo, stiamo vivendo la migliore stagione di Deiola della sua carriera. Io credo che tutto questo faccia una prova schiacciante del fatto che questo allenatore è l'allenatore giusto per noi, e credo che la scommessa ora si possa dire che la scommessa è vinta. Il campionato non è facile, ma non è facile neanche per l'Inter, non è facile neanche per il Napoli, cioè non è facile per nessuno, e dobbiamo aspettarci
altri momenti di difficoltà, altri Pisa, per poi vedere altri Torino e vedere altre Roma. Perché questo è il campionato difficile per una squadra giovane e che fondamentalmente deve lottare per salvarsi. Quindi credo che questo fine anno, questo 2025, si chiuda con un bilancio molto positivo di questa nuova stagione. Abbiamo una media punti che credo che, se vedete passare con Razzo è il mio cane. Grandissimo. Vieni qua. Dove stai andando? Vieni qua. È qui, non lo vedete. Provo a inquadrarvelo. Dov'è? Eccolo. È Lola. Ciao Lola. come stai? Grande. Ciao, Lola. Grande. Qui siamo circondati, le bestie sono la nostra. Va bene, dopo te lo lancio, dai, non posso stare presso la camera. Detto questo, se vogliamo fare i pivinchi, perché dobbiamo fare i pivinchi, Certo. ci sono ancora delle cosine da aggiustare, ancora dei piccoli errori da aggiustare, soprattutto nella fase di collegamento fra centrocampo e attacco, ma ancora di più, secondo me, il Cagliari ha bisogno di trovare il cinismo della squadra smaliziata, che ancora non ha. Ancora non è una squadra fredda, molto emotiva, molto passionale come il suo allenatore, ma probabilmente sia il suo allenatore che la sua squadra deve trovare anche una dimensione razionale, una dimensione appunto cinica, che nel calcio per fare punti è necessaria. E faccio riferimento al fatto che almeno 4, se non 6, se non 8 punti in questa stagione a riguardare le partite sono stati buttati. Vero. E potevamo essere là a ridosso del lato sinistro della classifica, e immaginatevi con quale entusiasmo, con quale anche serenità saremmo andati ad affrontare adesso la prima partita dell'anno, un Milan con il quale possiamo dirlo tranquillamente, si può anche non vincere la partita del 2, visto quello che è stato fatto fino adesso, senza mettersi le mani in testa che siamo un disastro. Riusciamo a essere equilibrati, riesce il tifoso del Cagliari dopo questo 2025 a trovare quel po' di equilibrio che fa affrontare le partite e fa valutare anche le partite con maggior raziocinio e guardando davvero tutto il contesto? Io sinceramente mi auguro di sì. Arriverà una squadra fortissima, perché questo Milan è forte. Poi sappiamo anche molto bene che Allegri è un allenatore che le partite le sa vincere, le partite le sa portare a Di casa. cortomuso. Di cortomuso, ma anche abbiamo visto a Verona, non No, tanto di Verona. cortomuso. Quindi nel senso, ha i giocatori per farlo, ha l'esperienza per farlo, è una squadra vincente, è una squadra che lotterà per lo scudetto fino a 3/4 di stagione, o sarà comunque lì, e quindi io credo che affrontare a cuor leggero una partita che, anche se non si vince, non succede niente, faccia solo bene. L'importante è che i giocatori che vengono impiegati siano quelli in forma e che non si forzino alcune dinamiche per riportare in campo dei ragazzi che magari avrebbero bisogno di una settimana di riposo in più, visto che abbiamo anche capito che per come il Cagliari si sta esprimendo, la rosa è anche più profonda di quello che pensavamo. Esatto. Sì. Perché io adesso, dopo tutto quello che ho visto, io posso aspettarmi da un momento all'altro un'esplosione di Cavuoti, per esempio, che è stato impiegato poco, ma sappiamo che ha un grande potenziale. Posso aspettarmi anche che Palestra se ne vada e che poi tutto sommato non se ne sentirà così tanto la mancanza, nel senso, ovviamente un Palestra, se se ne va, perché adesso arriva il mercato ed è il mio momento, il momento che più temo, perché quando abbiamo pezzi importanti poi rischiamo di perderli. Giustamente temo ancora di più quello di giugno, vi dico la verità,
ho il terrore del mercato. Vorrei che questo campionato non finisse mai. Così, così questi ragazzi ce li teniamo tutti, perché adesso quante sirene si accenderanno per i vari Caprile. Sono già accese. Sì, esatto. ad E tra Idrissi. l'altro, come si diceva prima, c'è anche a livello nazionale, perché se ne sta parlando tanto dei ragazzini del Cagliari, dei Certo. 2005. Quindi, come sempre, per un discorso anche di hype, il gol di Kilixoi, l'hai visto in tutte le salse, manca solo dall'alto, manca solo Sì, il sì. drone che lo riprende mentre fa quell'azione. L'hai visto ovunque e chiaramente questo ci sta, attenzione. Probabilmente qua non siamo abituati ad avere questa visibilità. Ci sta e sarà compito anche del Cagliari tenere i piedi per terra e dimostrare quello che sta facendo in queste prime 17 partite. Al di là di chi dice ci aspettiamo di più, il Cagliari deve fare di più, Pisacane deve fare di più. Io non so quali siano le aspettative. Per me è in linea con quelle che erano le mie personali aspettative del Cagliari Pisacane. Anzi, Sì, anche un po' meglio, ti dico. Sì, decisamente. Io pensavo a questo punto del campionato di essere comunque molto più a ridosso della zona retrocessione o addirittura dentro la zona retrocessione, ma comunque sempre con la possibilità di farcela. Invece sono arrivati punti importanti, perché comunque davvero Roma e Torino sono 6 punti. Secondo me fondamentali proprio per questa classifica. Immaginiamoci 2 partite che avresti potuto perdere e adesso avremmo 12 punti, se non mi sbaglio. Sarebbe un altro campionato praticamente. Sì, se stiamo per i punti col Pisa. Esattamente. Che sia a 12. Esattamente. Vada a memoria. Esattamente. Quindi. Per quanto riguarda il gol di Kilixoi, Verona 12. Verona 12. Per quanto riguarda il gol di Kilixoi, intanto Kilixoi ha un grande pregio, che secondo me è la sua caratteristica più interessante, ed è una cosa che si può dire solo in cagliaritano: è facciagazzo. Termine tecnico. E questa Termine tecnico. noi sappiamo che la faccia da bischero, come direbbero in Toscana, fa la differenza anche dal punto di vista mediatico. Perché noi questo ragazzo lo abbiamo voluto? Sì, siamo andati a vederci gli highlights quando si parlava di Kilixoi, vediamo che numeri ha, ok, tutto quello che vuoi, però a me sinceramente 5 minuti di highlights di un ragazzo che gioca in un campionato turco e fa 10-15 cose molto belle, non mi impressiona, perché so come può funzionare un montaggio. Nel senso, poi può essere tu vedi una roba che fa pazzesca in una partita, poi magari per gli altri 89 minuti sta passeggiando e non hai un giocatore, hai un fenomeno da baraccone. Mentre lui, abbiamo capito anche che è entrato nei movimenti del Cagliari molto bene, e lo abbiamo comunque sempre aspettato proprio per quella faccia lì, proprio per quella... qualcuno, Paolo Conte direbbe, per quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Torino, capito? Cioè, per traslare le parole del maestro e cambiare città. E devo dire che a me sono sempre piaciuti i calciatori con quella faccia lì, con quella faccia da malandrini, no? Mi ricordano, non so, pensiamo a Best, capito? Questi giocatori proprio con la faccia da Spugnizzi. Quindi volevo dire una cosa a proposito di questo gol: è meno lento di quello che si è detto, nel senso, noi non dobbiamo pensare alla velocità in termini assoluti di un giocatore, ma dobbiamo pensare al ritmo dell'azione. Ok? E se voi guardate tutta una prima parte, fino a quando praticamente non arriva a fare il primo dribbling, Kilixoi si guarda, ha la testa molto alta. Noi sappiamo che il giocatore con la testa alta sta valutando tutte le possibilità che può prendere in considerazione per proseguire l'azione, e
quel tempo di riflessione è un tempo che non si può riflettere in uno scatto. Di solito il calciatore che scatta, il calciatore che fa l'azione veloce, guarda in basso, Lui guarda la invece- palla. Lui ha fatto praticamente 50 metri con la testa alta, dopodiché ha assecondato il ritmo con il quale i difensori avversari sono venuti verso di lui. Non ha, infatti, lui quella sua piccola partitella dentro la partita l'ha vinta proprio perché è riuscito ad assecondare quel tempo. Io ho una mania per il ritmo delle cose, non solo nella musica, ma per il ritmo delle cose, dei movimenti. Ho guardato, c'è stata proposta in tutte le salse, come hai detto tu, l'abbiamo vista 1000 volte quell'azione. Attenzione, perché il calciatore che non si butta necessariamente a testa bassa, ma sa percepire il ritmo di quello che gli sta succedendo intorno, quindi andare alla velocità giusta, non molto veloce in cui magari ti allunghi la palla, la perdi, non troppo lento in cui ti fai prendere la palla, ma alla velocità giusta per fare tutto quel movimento. Io trovo un calciatore con un'intelligenza istintiva superiore. E poi, ragazzi, ma è mancino o destro sto ragazzo? Questa è Io una no. domanda. Ancora non l'ho capito. Perché Ti sei anche chiesto se a dopo alla fine, è una battuta che abbiamo fatto ieri, se a dopo alla fine è ritornato perché sta ancora aspettando il passaggio. sì, addirittura alla fine dell'azione, dopo il gol, ha aperto le braccia per dire: oh minchia, non me l'hai passata. Cioè alla fine non me l'hai, hai tirato. Cioè, era quasi arrabbiato. Però anche lì, quanto è fondamentale che a dopo si trovi in quella posizione, se non mi sbaglio, Gaetano dall'altra. Gaetano dall'altra, sì. Oh, quanto è stato importante anche questo l'atteggiamento della squadra. In altri momenti noi avremmo visto il giocatore che va da solo e gli altri e i suoi compagni che lo guardano. No, vai a riempire gli spazi, i laterali, perché è lì che tu stai mettendo in difficoltà la difesa avversaria. È lì che tu stai togliendo alla difesa avversaria diciamo, la possibilità di venirti addosso dritto a trattore. Perché comunque tu in visione periferica hai Adopo da una parte e Gaetano dall'altra. E questa è la squadra, questo è il gioco che ti permette poi di trovare quello spiraglietto che, se sai tirare come sa tirare Semi, poi ti permette di infilare la palla in gol. Avevamo bisogno di questi tiri, no? L'abbiamo detto dall'inizio dell'anno. Mancava il giocatore che appena vede lo spiraglio di porta tira. Adesso c'è. Qui lui se l'è creato proprio lo spiraglio. Assolutamente sì. Se l'è creata lui. È andato, E questo è un andato proprio inedito, sul possiamo caso. dirlo. A Cagliari è Sì. un inedito, un'azione del genere. Che ti Sì. posso dire, lì dal vivo, ci sono stati quei secondi in cui, dai, passala, cosa stai facendo? Cosa stai Certo. facendo? Tan, e poi rimani allibito perché dici, ma cosa ha fatto? Eravamo tutti convinti che avrebbe perso il pallone. Ok. Specie Diciamoci quando la va a verità. infilarsi in mezzo ai due al limite dell'area. Perché lì Sì, sembra che proprio voglia complicarsi la vita gratis, da solo. E invece è passato. Tra l'altro facendo anche lì intelligenza istintiva, si è messo nella posizione in cui il portiere non poteva vedere la palla partire. Sì, Perché sì, se no, andiamo ma- a vedere, non ha proprio baciato il palo. Non era neanche così angolato come sembrava all'inizio. Se si guarda la prospettiva, diciamo, centrale verso la porta, si vede che la palla entra mezzo metro dentro il palo. Un portiere piazzato bene che vede la palla partire, quella palla la para sempre. Lui ha tirato proprio facendo la Simsalabim, cioè ha fatto scomparire il pallone nel momento del tiro. Grande cosa, bellissimo. Tra l'altro è bello perché noi tifosi del Cagliari non siamo abituati a queste azioni solitarie che poi finiscono in questo modo, no? Sono cose da chi ha calciatori blasonatissimi, figurine. Ecco, questi gol sono gol da figurine. E chissà che
Chiriksoi sia il carattere e la forza e anche un po' la fortuna non diventi nel tempo una figurina, insomma. Però, insomma, adesso ce l'abbiamo noi. Sono contento, speriamo che non ci portino via tutti a giugno. Perché sulla base... Beh, allora, un pezzo forte lo dovremmo sacrificare. A me, io devo essere sincero, se dovesse andare via Caprile è una cifra enorme e dovessimo nel frattempo individuare il portiere giovane e giusto per sostituirlo, con quei soldini ti rafforzi ulteriormente, un po' come è stato fatto con Piccoli. Io male questa cosa non la vedo, insomma. Ci sta. Sì, Proprio detto quello che che- dicevi tu ieri. Sì, detto che poi alla fine trovare un portiere così forte, così performante, così decisivo per i destini del Cagliari sarà veramente difficile, perché prepariamoci a un'estate di dubbi anche da quel punto di vista, perché chiaramente insomma, chiunque arrivi al suo posto, cioè, o prendi un giocatore già alla Caprile, cioè un altro Caprile in qualche modo, quindi un giocatore che ha già un minimo di esperienza, che ha già fatto vedere di essere un portiere valido, e allora ok. È chiaro che se ti butti nuovamente su un giovane, magari anche di grande prospettiva, il portiere secondo me è un ruolo molto molto particolare anche da quel punto di vista. Cioè, C'è una... si rischia di bruciarlo, più che magari un difensore o un altro giocatore. C'è una cosa che potrebbe però rendere questa operazione più semplice. Se l'esperienza di quest'anno portasse il Cagliari di base a subire meno tiri. Sì. Nel senso che noi abbiamo un Caprile che ci ha fatto portare a casa un sacco di punti quest'anno, perché comunque abbiamo subito anche tanti tiri. Una volta che tu trovi un assetto difensivo e una sicurezza difensiva nella quale il portiere è impiegato in maniera meno intensa, probabilmente non hai bisogno del gatto necessariamente in porta, ma hai bisogno di un portiere solido, col senso della posizione, capace di uscire e bravo anche possibilmente coi piedi. E questo non è impossibile. Non è Caprile, ma non è impossibile. Ci sono anche tanti secondi portieri in squadre importanti che hanno voglia di giocare. Se tu diventi una squadra attrattiva, perché magari dimostri di poter ambire anche a qualche obiettivo un po' più alto negli anni successivi, ricordiamoci che poi arriverà allo stadio e questo è un progetto che può fare gola, perché no, anche a tanti giocatori, ma anche a tanti procuratori, perché comunque quello porterà un'ondata di entusiasmo e anche di prestigio. Giocare a Cagliari nello stadio nuovo sarà più attrattivo, decisamente più attrattivo per molti giocatori giovani, forse anche non. E quindi un ragionamento del genere ci può stare. Se tieni Caprile significa, cioè, una cosa è certa: se il Cagliari dovesse tenere Caprile, si capirebbe chiaramente che il progetto sta facendo uno step, un upgrade molto Stai importante. alzando l'asticella. Esattamente. E per quello che io ieri dicevo, io non sono certo al 100% che poi alla fine Caprile parta l'anno prossimo. No, questo A giugno. 100% non lo sappiamo. Però È chiaro potrebbero che arrivare. è probabile che ci sarà, sono sicuro che ci sarà l'assalto, come dicevo Certo. ieri, lo ridico oggi, cioè l'assalto ci sarà, poi bisognerà capire se il Cagliari avrà la forza di resistere, se il giocatore continuerà a essere fermo nella sua posizione come magari è stato quest'estate, Cioè, io Certo. vi ricordo che quest'estate l'assalto c'era già stato in qualche modo, e lui ha detto no, grazie, cioè, o mi date una big oppure niente, Certo. cioè da big No, da poi titolare certo. però, Certo, Cioè, ma c'è, però quest'anno potrebbe arrivare l'offerta da 20 milioni, beh certo, quello da 25 sicuramente, milioni dalla Premier, cosa ne so, cioè nel senso, certo. come Sì, fa sì. una società come il Cagliari a dire di no a una cifra del genere per un giocatore in questo momento? Cioè, al di là anche della volontà stessa del giocatore, cioè, io mi metto nelle... Poi non sappiamo neanche, per esempio, quante possibilità economiche diciamo, quante possibilità economiche si aprono con
i nuovi soci, insomma, magari la società in questo momento è più ricca o comunque si può permettere di trattenere qualche campione in più l'anno prossimo perché c'è più solidità economica. Non lo so, io queste cose non le so, però ecco, il sogno ovviamente è che il Cagliari fa un po' alla Manlio Scopigno, datemi uno che segna e uno che para e E vinciamo lo solleverò il scudetto. mondo. E vinciamo lo scudetto, certo. Perciò, Ma insomma, ci sono tante cose, poi ricordiamoci, si recupererà Belotti, a cui spero verrà allungato il contratto di un altro anno. Ci sono, abbiamo, diciamo, tanti giovani e non andranno via tutti, immagino. Vediamo intanto cosa succederà a gennaio. Vediamo cosa succederà a gennaio e Ma poi io su questo, Ale, ti chiedo al volo, ma sì. qual è la tua idea su Luperto, sulla situazione Luperto? No, io spero con tutto il cuore che Luperto rimanga, ma con tutto il cuore. Ragazzi, Luperto, il giorno 1 che è arrivato al Cagliari, è uno che si è seduto al tavolo dei senatori. Cioè, noi lo vediamo, è pacato, è un ragazzo di una bontà e è veramente bravo, aiutatemi a dire bravo, ma ha un carattere e una personalità e un'influenza sul gruppo tale per cui in questo momento, secondo me, perderlo non farebbe bene né al Cagliari né a lui. Né al Cagliari né a lui. Secondo me Cagliari è la dimensione di Luperto, anche se lui potrebbe tranquillamente giocare titolare nella metà delle squadre che si trova nel lato sinistro della classifica, tranquillamente, perché noi non abbiamo una difesa da salvezza, noi abbiamo una difesa decisamente No, superiore certo, alle assolutamente. squadre che ci precedono, quindi anzi alle squadre che ci seguono. Quindi insomma trovo che però sia una dimensione, quella di Cagliari e del Cagliari, che fa bene a Luperto, che non è detto che farebbe così bene in un'altra piazza, e soprattutto Cagliari ha bisogno del miglior Luperto in questo momento, assolutamente, anche per far crescere questi ragazzi Esatto. giovani che sono dietro. Fa bene, proprio un giocatore che secondo me non dovrebbe, non dico finire la sua carriera a Cagliari, ma mi piacerebbe moltissimo, ecco, io desidererei che Luperto, De Iola, ma anche Mina, perché no? Che sono i più grandi, diciamo, finissero la loro carriera qui, perché possono fare tanto, esattamente come è successo per Pavoletti. Loro possono diventare quell'elemento di legacy, no? Quell'elemento di eredità che possono lasciare invece ai ragazzi più giovani, che comunque il Cagliari lo devono capire, no? Per esempio, l'esclusione di Esposito, secondo me, ha a che fare anche con questo argomento, cioè devi capire dove sei, Certo, sì, no? assolutamente, E sono io d'accordo. credo che, e siccome mi sembra che Sebastiano Esposito sia un ragazzo molto intelligente, molto sveglio, molto in gamba, ci metterà pochissimo a capire questa cosa. Perfetto, perfetto. Fra, siamo in chiusura? Ci sei ancora? Sei collegato a audio, Sì, vero? sì, ci sono Ok, ancora, sì, ok, sì. ok. Ora vi devo lasciare però perché ho una visita. No, volevo approfittare, visto che questa è l'ultima puntata dell'anno, del 2025, per ringraziare tutti coloro che fin qui sono intervenuti, compreso ovviamente il nostro Diablo.
che insomma a me fa parte della squadra, quindi Io mi questo sento è, parte della squadra, assolutamente. e noi ti sentiamo tale, quindi Nella assolutamente. fattispecie voglio essere il giardiniere della società. Non so se- Ci piace assolutamente, è tutto tuo quel ruolo, anche perché io sono allergico, polline, queste cose qua, quindi guarda, purtroppo non fa per me. No, scherzi a parte, quindi no, ci tenevo davvero a ringraziare tutti coloro che intanto che ci hanno seguito in questi primi mesi, tutti coloro che sono intervenuti, ma soprattutto tutti coloro che ci seguiranno e che interverranno anche nel nuovo anno, perché ovviamente Buongiorno 131 riparte il 7 gennaio dopo l'Epifania, quindi ci prendiamo tutta la settimana, la prima settimana di gennaio, anche un po' per ricaricare un po' ancora le pile, anche se poi in realtà continueremo a fare le dirette sul Cagliari, e quindi su questo non è che ci fermiamo assolutamente, quindi state sereni su questo fronte. E cercheremo, come abbiamo già detto, di apportare qualche piccola modifica anche sull'esempio di Diabloid, perché a noi piace questa rubrica fissa che ci dà la possibilità anche di avere, no, ogni settimana il punto di vista di un amico come Diablo, e proveremo a farlo anche con altri, e quindi semplicemente nel 2026 ci saranno nuove cose, sempre relative però a questo bel esperimento che è Buongiorno 131. Mi raccomando, Va bene? ogni tanto anche con qualcuno che ne capisce davvero di calcio, e non sempre con gente come te. Cioè, Ma resta quello sempre... è il bello di questa rubrica, è quello che diamo voce a tutti, quindi c'è diplomazia su tutti i fronti, su quel fronte. Va bene, Ragazzi, tanti auguri. Tanti auguroni auguri a davvero, tutti. Buon e anno. buon anno a tutti. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao. Possiamo andare di sigla direttamente. Un buon Vai, anno a vai. tutti. Ciao a tutti. Bravissimo. Ciao a Ciao. tutti. Buon anno. Ciao 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 ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.